Benvenuti, oggi è lunedì 5 maggio 2025. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 19:52. La luna si leva alle 13:12 e cala alle 2:37. Oggi 5 maggio si celebra Sant'Angelo da Gerusalemme. Il nome Angelo deriva dal greco e significa messaggero. Il 5 maggio di ogni anno si celebra la giornata mondiale dell'igiene delle mani attraverso una campagna dell'OMS. Attraverso una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo è possibile compiere un gesto di grande importanza in ambito sanitario. Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto può infatti salvare milioni di vite. Carlos Alcaraz compie oggi 22 anni. Figlio d'arte, inizia a giocare a tennis a soli 3 anni. Oggi è il più giovane numero 1 del mondo nella storia dell'ATP, superando i record precedenti. Con 13 titoli importanti al suo attivo, incluso US Open 2022 e Wimbledon 2023, Alcaraz segna il futuro del tennis. Adele festeggia oggi 37 anni, una voce che ha rinnovato il soul con successi globali. Dal debutto nel 2008 con l'album 19 fino ai record shattering con 21 e 25. Adele ha venduto oltre 120 milioni di album, conquistato Oscar e innumerevoli premi, diventando una delle icone della musica contemporanea. Per i successi ottenuti in carriera è stata insignita dell'onorificenza di membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Enzo Miccio, il re dei matrimoni, celebra 54 anni. Nota figura nel mondo dell'organizzazione di eventi e del fashion style, Enzo ha condotto programmi come Wedding Planners e Ma come ti vesti su Real Time. Ha fatto tremare le teste coronate di tutta l'Europa nel suo tentativo di unificarla sotto le insegne dell'impero francese e Alessandro Manzoni lo ha celebrato in una famosissima ode. È il 5 maggio del 1821 e Napoleone Bonaparte muore in esilio sull'isola di Sant'Elena, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, dove era stato confinato dopo la sconfitta di Waterloo nel 1815. Ma dove si trova la pala eolica più alta del mondo? Attualmente in Cina, più precisamente a largo delle coste cinesi e dell'isola di Taiwan. È grande quanto un palazzo di 50 piani. Si tratta di un generatore di 16 megawatt collegato a rete commerciale ed in grado di produrre abbastanza elettricità da soddisfare le esigenze di 36.000 famiglie di 3 persone ciascuna per un intero anno. La posizione è strategica perché i venti raggiungono in quel preciso punto una forza tale da essere considerata quasi burrasca permanente. La prossima installazione a superare il record di altezza ed energia prodotta sarà tedesca ed è in costruzione. Buon inizio settimana ai 12. Oggi il Sole e la Luna sembrano andare molto d'accordo. Luna in Leone, ambiziosissima, e Sole in Toro, voglia di concretezza. Cosa succede nello zodiaco? Andiamo a vedere Ariete. La Luna oggi è quanto mai favorevole, un bellissimo trigono per voi che parla d'amore e di passione. Oggi siete spinti comunque ad una certa ambizione, soprattutto in amore, e siete in vena di conquiste. Toro, la vostra giornata oggi dovrà essere una giornata lucida, cosciente e vigile, perché i contrasti Sole e Luna portano il vostro io a confrontarsi con delle diversità altrui in ambito familiare, punti di vista diversi che andranno mediati. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata quanto mai comunicativa, una luna splendida di terza casa e leone ambiziosa e spumeggiante vi porta a essere protagonisti della giornata. Sfrutterete benissimo anche l'ambizione di Giove che, trainato dalla luna, muore dalla voglia di concretizzare un affare o l'inizio di una società importante.
Cancro. La giornata di oggi prevede un muoversi in maniera cauta e attenta, soprattutto con una certa attenzione per le spese e per i pagamenti di conti in sospeso. Oggi è una giornata in cui il lavoro e la praticità vi assorbirà quasi del tutto, togliendo forse un po' di sentimento. Leone. Giornata oggi che vede la luna protagonista nei vostri gradi, una luna che parla con Giove e con Mercurio. È una luna assolutamente dotata di tutte le capacità e le possibilità per darvi la scossa che vi serviva per trainarvi in avanti. La vostra sana ambizione finalmente sta tentando al lavoro di farvi concretizzare qualcosa di importante, tenete duro. Vergine, una giornata oggi un po' pensierosa, con una luna che vi sussurra una serie di considerazioni più o meno emotive. Forse alcuni di voi rimpiangeranno un tempo passato, un po' di nostalgia, ma probabilmente è un momento preparatorio a dei nuovi sentimenti che tra poco arriveranno. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata su cui potrete contare sulla squadra anche per aiutarvi a gestire degli errori o delle cose che vanno aggiustate a livello professionale. Oggi lavorerete in team e fiderete molto su tutti quelli che avete intorno. Scorpione, giornata oggi di luna in quadratura, rincara la dose pure di un Marte abbastanza fastidioso, per cui tendenzialmente oggi i dubbi e perplessità non mancheranno. Cercate comunque di non essere pessimisti e di non vedere tutto nero. Sagittario, una giornata oggi che prevede la luna di Trigono, una luna generosa e vantaggiosa, attiva e con un Marte complice che vi danno uno sprint in più. È una settimana volta alle partenze e a tutto quello che è pratico da fare. Capricorno, giornata oggi che vede i pianeti presentare poche ma significative difficoltà, ovvero delle difficoltà prospettiche che riguardano un socio o qualcuno in affari o un referente lavorativo che vi risulterà un po' ostico o poco comprensibile. Tentate di aggirare l'ostacolo. Acquario. Oggi oltre a Marte avete in opposizione anche la Luna, una Luna che vi rende un po' emotivi, un po' instabili, una Luna che vi chiede pazienza proprio perché riuscire a superare questa opposizione Plutone-Marte non è semplice, dovete tentare di tenere a bada la rabbia, provate con lo sport. Pesci, una giornata oggi decisamente molto interessante proprio perché Venere, Saturno e Nettuno sembrano comunque portarvi delle nuove prospettive. Sarete però a un bivio perché questa settimana dovrete riflettere molto bene sulla convenienza di una proposta lavorativa o no. Ho fatto 13. In Italia è un'espressione che si usa per indicare un evento fortunato. È il 5 maggio del 1946, quando in piena campagna elettorale per scegliere tra Repubblica o Monarchia fa la sua comparsa la prima schedina Sisal, che 2 anni più tardi avrebbe preso il nome di Totocalcio, un gioco in cui si dovevano indovinare i risultati di 13 partite di calcio. Oggi scopriamo insieme l'origine di un famoso detto italiano. Tutte le strade portano a Roma. Questo proverbio ci arriva direttamente dall'antica Roma, dove gli ingegneri del tempo costruirono un sistema stradale incredibilmente efficiente. Grazie a strade come l'Aurelia, la Salaria, la Cassia, la Flaminia e l'Appia, era possibile arrivare nella capitale da qualsiasi angolo dell'impero. Il proverbio inoltre ci dice qualcosa in più. Spesso, non importa quale percorso scegliamo nella vita, finiremo per arrivare allo stesso risultato. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Nellie Bly è stata pioniera del giornalismo d'inchiesta. La sua carriera inizia quando risponde a un articolo, impressionando il direttore del Pittsburgh Dispatch che, credendola un uomo, le offre un lavoro. Scopre così una giovane donna determinata che si dedica a temi sociali scottanti come il lavoro minorile e la sicurezza sul lavoro. Ma non si ferma qui. Nel 1889, ispirata dal romanzo di Jules Verne, compie il giro del mondo in 72 giorni, battendo il record di Phileas Fogg
e diventando simbolo di emancipazione femminile. Durante la Prima Guerra Mondiale, Bly si distingue ancora come corrispondente dai fronti di guerra, affermandosi come una delle prime donne giornaliste di guerra. Ci salutiamo con la frase del giorno. La fortuna è una donna. Se voi la lasciate sfuggire oggi, non crediate di ritrovarla domani. Grazie per averci seguiti. Torniamo domani sempre qui su questi schermi per proporvi sempre nuovi contenuti. Buona giornata dalla vostra Martina.